Dopo le parole di Berlusconi, alta tensione nel centrodestra anche Veneto. Da Sandorà l'attacco di Renato Brunetta al contratto di governo tra Lega e 5 Stelle. È nato il partito dei populisti, dice, così si tradisce il voto degli elettori. Ma la prima giornata dei gazebo della Lega in Veneto conferma il plebiscito già espresso online dal Movimento 5 Stelle, oltre il 96% di sì al contratto. Domani si replica. Grave incidente della notte lungo la 4 tra Latisana e San Giorgio di Nogaro, pullman della Flixbus partito da Torino si ribalta su un fianco, 26 persone in ospedale, un ferito grave. Dopo la liberazione è arrivata all'ambasciata italiana di Islamabad la ventenne pakistana che era stata segregata dalla famiglia per abortire. La ragazza vuole tornare nella sua Verona tra lunedì e martedì, il rientro. Sega le sbarre delle finestre per entrare nella casa dell'ex che si barrica in camera da letto, stalker padovano arrestato dai carabinieri. Vicenza Calcio, la curva sud aspetta Renzo Rosso, intanto Serra e Ranghi attorno alla squadra e in corteo raggiunge il Menti per la gara di play-off poi vinta. Il 3 e 4 luglio Piazza San Marco diventa il teatro per il mega concerto di Zucchero, attesa dei fans per la tappa del Best Live, l'annuncio del sindaco Brugnaro. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben trovati l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali che si apre, come avete visto e sentito dai titoli, con la politica, o meglio con il cosiddetto contratto di governo stilato e ormai chiuso già ieri dal Movimento 5 Stelle e Lega, che verrà poi portato insieme al nome di un premier lunedì al Colle da Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Oggi la consultazione anche dei gazebo e fra poco vedremo come è andata nelle piazze quel gazebo della Lega, il plebiscito confermato sostanzialmente di quanto avvenuto anche online nella piattaforma Rousseau con il Movimento 5 Stelle, ma si conferma anche una tensione forte nel centrodestra dopo le parole di ieri di Silvio Berlusconi proprio sul contratto di governo e su Matteo Salvini, che riverberano anche in Veneto. Oggi a Sandora di Piave c'erano i big di Forza Italia, tra i quali Renato Brunetta, non a caso in un comune, ovviamente per parlare delle elezioni amministrative, in un comune dove Lega e Forza Italia invece corrono separati, a differenza di quanto capita nei grossi centri, nelle grosse città il voto di 10 giugno, ovvero Vicenza e Treviso. Sentite allora cosa ha detto Renato Brunetta ricevendo il plauso anche degli altri big di Forza Italia. Gli italiani che hanno votato il centrodestra non accettano di essere derubati del loro voto, perché nessuno ha votato il centrodestra perché la Lega facesse l'accordo col Movimento 5 Stelle. Nessuno! Altro che astensione benevola. Per Renato Brunetta, capogruppo alla Camera di Forza Italia, il contratto di governo firmato da Matteo Salvini insieme ai 5 Stelle rappresenta il tradimento dell'impegno preso dalla Lega con 12 milioni di elettori. Ha tradito, lo dico 2 o 3 volte, tradito. Le elezioni non le hanno vinte né Lega né 5 Stelle, sostiene il deputato veneziano a Sandonà per lanciare la candidatura a sindaco di Oliviero Leo, ma una coalizione di centrodestra con un programma comune che non c'entra nulla con questo contratto di governo. Torna a casa Matteo, te lo dico anch'io, torna a casa Matteo. A meno che, e qui mi viene un cattivo pensiero, questa scelta di Salvini non sia momentanea, come ha detto, per dare comunque un governo al Paese dopo 75-76 giorni, ma non sia invece una prospettiva strategica. Quello che io ho chiamato il PUP, il partito unico dei populisti, Lega 5 Stelle. Se questa alleanza diventasse strutturale, prevede Brunetta, sarebbe la fine del centrodestra, non solo a Roma ma anche in tutte le regioni e i comuni dove Lega e Forza Italia governano insieme. Il centrodestra, per scelta di Salvini, non ci sarà più. Beh, questa prospettiva mi fa venire i brividi. Ma ancora più grave, chiosa l'esponente di Forza Italia, un partito unico dei populisti segnerebbe la fine della credibilità italiana in Europa e a lungo andare la fine del Paese. Io mi batterò con tutte le mie forze, l'ho già cominciato da 75 giorni, a contrastare questa deriva populista, questa deriva innaturale, questa deriva non democratica nel nostro Paese.
Queste le parole di Brunetta, dunque vedremo poi che effetto avranno ovviamente anche nel centrodestra del Veneto. Come dicevamo però Vicenza e Treviso resta forte l'alleanza Lega e Forza Italia per i candidati, rispettivi candidati a sindaco. A San Donà invece la rottura si è consumata ormai già da tempo. Intanto però sul contratto di governo, come sappiamo, dopo il voto online degli attivisti che voleva partecipare al referendum sulla piattaforma Rousseau online e un 94% abbondante, oggi è stato il primo giorno dei gazebo allestiti dalla Lega, poco più di 250 in tutto il Veneto, si replicherà anche domani, e c'è stato un altro plebiscito, un 96% secondo il leader regionale Gian Antonio D'Arè. Vediamo com'è andata a Padova. Bene, benissimo, siamo andati bene. Facciamoli provare, sì, facciamoli provare, vediamo che succede. Urne aperte anche a Padova per esprimersi sul contratto di governo tra Lega e Movimento 5 Stelle. In Piazza della Frutta si parla di politica attorno al gazebo allestito dalla Lega e a quel sì o no da dare all'accordo raggiunto da Salvini e Di Maio. Secondo il leader della Lega in Veneto, Gian Antonio D'Arè, che ha votato a piove di sacco, il sì è al 96%, anche se diversi elettori del Carroccio non nascondono che avrebbero preferito al governo l'originaria coalizione di centrodestra. La convivenza proprio sempre... io vedevo meglio Salvini, Meloni e Berlusconi, per dire la verità. La conversazione poi passa subito ai contenuti, perché più della coalizione ad interessare il programma, ed è su quello che bisogna esprimersi. La tasse perché paghiamo troppe tasse, questo è indubbio, e la giustizia che ci metta un po' a posto con tutta questa immigrazione che è non controllata, deve essere controllata, c'è poco da fare. Il Movimento 5 Stelle ha invece scelto la consultazione online, il sì è al 94%. Secondo i pentastellati la trattativa ha portato alla quadratura del cerchio, alla sintesi tra i programmi dei due partiti. Sia Lega che 5 Stelle sono due forze antisistema di fatto, quindi era chiaro in questi 15 giorni di convergenza programmatica che ci fossero anche dei punti forse anche lontani, ma che in un clima molto favorevole si è riusciti anche a convergere. Reddito di cittadinanza, inclusione, lavoro, meno tasse, dignità ai lavoratori e maggiore sicurezza. Questo a Padova, vediamo invece com'è andata nel capoluogo della Marca, Treviso. Lega e Movimento 5 Stelle, la consultazione per dare a Salvini e Di Maio il via libera alla firma del contratto di governo entra di prepotenza nei gazebo già previsti per la campagna elettorale delle amministrative. Se i grillini hanno votato online attraverso la piattaforma Rousseau, anche nella Marca iscritti e simpatizzanti del Carroccio si fermano a confermare la fiducia al loro leader e ai punti inseriti nell'accordo con gli inediti alleati di governo. C'è addirittura chi si fa immortalare mentre traccia la storica crocetta sul sì. Siamo arrivati circa a 300 firme raccolte, abbiamo 5 gazebo distribuiti sul territorio del comune di Treviso e domani usciamo anche domani, ma il risultato sarà un ottimo risultato. Tanta gente ci crede a questo governo di cambiamento, speriamo che ci permettano di farlo. Oggi c'è stata una grande presenza del territorio e soprattutto la gente ha voluto informarsi sui punti principali. Soprattutto l'eliminazione della legge Fornero, questa è stata la richiesta della gente che è passata appunto oggi ai gazebo. Chi è il gazebo non ci è andato proprio all'eretico Beppi Covre, avrei di certo votato no, fa sapere critico verso il contratto e verso i due leader, due giovanotti con ambizioni smisurate, li definisce concludendo, credetemi, rimpiangeremo Gentiloni. Dalla Lega ai 5 Stelle anche la Marca si è espressa online. Possiamo dire che gran parte dei temi che erano nel programma sono rimasti in questo contratto, questo è un contratto, non un'alleanza, per il bene del Paese. Ci sono state decine di migliaia di persone che hanno votato e che quindi hanno potuto dire la loro. Ai gazebo i cittadini si informano in particolare sul reddito di cittadinanza. Essendo il problema del lavoro un problema purtroppo molto forte anche dalle nostre parti, devo dire che questo è un tema che si ripropone spesso nelle richieste delle persone. Tra i tanti punti del contratto, cosiddetto contratto di governo, uno di quelli che interessa maggiormente la categoria degli albergatori è l'ipotesi della abolizione della tassa di soggiorno. Oggi è arrivato il plauso del presidente di Federalberghi Veneto, Marco Micheli, che è d'accordo con questa ipotesi. Ha detto: troppi comuni ne hanno fatto carne da cannone, tradendo il principio per il quale era nata. Gli introiti delle imposte sono stati più volte impiegati per risanare le casse comunali, spesso hanno preso strade sconosciute quando quella tracciata era chiara, cioè reinvestire nell'offerta turistica
Abbiamo chiesto più volte, ha aggiunto Michelli, quale fosse la destinazione di quanto incassato e consegnato alla pubblica amministrazione, ma in molti casi da quest'ultima abbiamo ricevuto risposte evasive o silenzi assordanti. Queste le dure parole nei confronti di molti comuni da parte del leader degli albergatori del Veneto. Discussione da giorni ampia sul contratto di governo, le perplessità sono arrivate in questi giorni anche dalle categorie economiche sulla copertura finanziaria. È tornato ad attaccare su questo punto anche il segretario del Partito Democratico del Veneto, Alessandro Bisatto. Sentiamo. Mi pare che la cosa che emerge con più forza è che mancano le coperture. In sostanza si è ancora in piena campagna elettorale, si danno i riscontri all'universo mondo dando risposte teoriche a moltissimi problemi che affliggono probabilmente anche il Paese, ma non si è in grado di dire che per quelle cose non ci sono le coperture economiche. Ad esempio, riformare totalmente la Fornero significa mettere in campo decine di miliardi di euro necessari. Allora dovrebbero anche dirci da dove vanno a trovare le risorse. Vuol dire tagliare qualcos'altro. Allora forse vuol dire tagliare Stato sociale. Vuol dire che nel prossimo breve periodo ci troveremo con meno sanità, con meno servizi sociali, quindi col paradosso che il reddito di cittadinanza avviene al contrario qui. Sempre che non vogliamo dire che le risorse andiamo a trovarle tagliando il debito pubblico nei confronti dello Stato, cosa che l'Unione Europea non penso verrà a fare a noi e non farà con la Grecia come non ha fatto o con qualche altro paese europeo. Quindi si finisca di fare campagna elettorale e si dicano le cose serie al Paese. Nei nostri territori chi si impegna a fare l'amministratore locale sa che non può promettere tutto e il contrario di tutto, perché il giorno dopo deve fare i conti con il bilancio, con le entrate, con le tasse che i cittadini pagano, e non può pensare di rifare tutte le strade, di promettere di fare 50 palestre, le piscine, tutto. Deve darsi delle priorità in base alle risorse che ha. Chiudiamo questa pagina dedicata al contratto di governo e torniamo a parlare di Farah, la ragazza pakistana residente a Verona. Lo ricorderete, abbiamo raccontato in questi giorni che i familiari avevano portato con l'inganno in patria facendola abortire contro la sua volontà. Ebbene, ora si trova nella residenza dell'ambasciatore italiano a Islamabad. Ieri abbiamo raccontato di come è stata liberata dalla sua segregazione. Questa foto è stata, la foto abbiamo visto precedentemente, è la foto con la quale il ministro degli esteri Angelino Alfano ha annunciato sul profilo Twitter della Farnesina il fatto che la ragazza è al sicuro nella residenza dell'ambasciatore italiano a Islamabad. Ora, ha scritto Alfano sempre via Twitter, lavoriamo per farla partire per l'Italia lunedì o martedì. La ragazza subito dopo la liberazione aveva espresso ovviamente la volontà di tornare nella sua Verona, dove era stata appunto prelevata, o meglio, con l'inganno, era stata convinta a tornare in patria dai familiari e poi è stata costretta ad abortire perché è incinta del suo ragazzo veronese. Adesso ancora la cronaca e apriamo una pagina sugli incidenti stradali, una tragedia sfiorata, quella della scorsa notte in A4 in direzione Trieste, all'altezza del tratto tra Latisana e San Giorgio di Nogaro, dove una corriera della Flixbus partita da Torino, diretta da Zagabria, è finita fuori strada e si è ribaltata su un fianco dentro un fosso adiacente, l'ha carreggiata. È successo poco dopo le 3:30 della notte, quando il conducente del bus ha perso il controllo del mezzo. Per cause ancora in corso di accertamento, ovviamente è stata aperta una inchiesta. 26 le persone ferite, fortunatamente la maggior parte di loro contusi, un solo ferito grave. Poteva essere un bilancio davvero peggiore. Per poter consentire la liberazione della carreggiata è stato chiuso il tratto in direzione Trieste fino a questa mattina. Un'altra tragedia sfiorata, stavolta a Tezze sul Brenta, dove un 27enne trevigiano è finito con la sua auto contro una fontana. Perde il controllo del mezzo e centra la rotatoria, ferito un 27enne di Riese Piodecimo. Il sinistro la scorsa notte, poco dopo le 2, a Stroppari di Tezze sul Brenta. L'uomo era al volante di una Fiat Punto quando, per cause ancora al vaglio dei carabinieri intervenuti per i rilievi, è sbandato, ha preso in pieno la rotatoria abbattendo la fontana di abbellimento, per poi finire ruote all'aria. Grave, ma non in pericolo di vita, il conducente, rimasto incastrato dentro l'auto, è stato estratto dall'abitacolo dai pompieri. È stato trasportato dall'ambulanza del 118 al San Bassiano. I vigili del fuoco hanno lavorato per oltre un'ora per mettere in sicurezza il sito.
E un altro grave incidente soltanto qualche ora prima, ma sul Terraglio a Preganziola, tra i 4 feriti anche una bimba di appena 9 mesi. Terraglio, poco dopo la mezzanotte a Preganziol. Il terribile schianto va in scena in pochi attimi. 2 auto si scontrano ad alta velocità, frontalmente. Causa e dinamica ancora al vaglio delle forze dell'ordine. L'unica certezza è che nel groviglio di Lamiere ci sono 4 persone ferite, tra queste una bimba di appena 9 mesi. Il boato capita a pochi passi da un ristorante, l'allarme degli avventori scioccati è immediato, assume vigili del fuoco che giungono sul posto per i soccorsi. I 3 adulti sono feriti seriamente, la piccola meno, ma tutti devono essere portati d'urgenza in ospedale dopo essere stati liberati dai pompieri. Le loro condizioni sono stabili, il traffico del venerdì notte sul Terraglio, ancora molto sostenuto, subisce forti rallentamenti, almeno fino a quando i vigili del fuoco non riescono a liberare la carreggiata dai mezzi coinvolti. Danni evidenti alle auto e un miracolo che non ci siano state delle vittime. Ed ora in terraferma a Mestrina, in provincia di Venezia, per parlare di sicurezza. Abbiamo raccontato in questi giorni il disagio che torna nella zona di via Piave e via Querini. Oggi a Mestre c'era il sindaco Luigi Brugnaro che ha chiesto letteralmente scusa ai cittadini di via Piave e dice: ci stiamo lavorando giorno e notte, è un problema che va risolto e risolveremo. Chiedo scusa a tutti quelli che sono costretti a vivere in questo disagio, mi impegnerò di più, cercherò di fare ancora meglio, insomma, credete che è nel cuore e non esiste che vogliamo nascondere nulla, anzi. Via Piave è un problema che va risolto e lo risolveremo. Il primo cittadino di Venezia torna con forza oggi sull'emergenza nella zona più calda di Mestre e ai residenti garantisce: ci sto lavorando giorno e notte. Via Piave secondo noi è ancora un tema aperto e voglio tranquillizzare tutti che in qualche modo abbiamo assolutamente chiaro e preciso il nostro compito e sappiamo che lì non abbiamo ancora ottenuto i risultati che ci aspettavamo. Il sindaco si riferisce anche a problemi giuridici complessi che avrebbero rallentato l'iter dell'intervento, ma ad ogni buon conto vi è la certezza di poter fare respirare aria nuova a chi vive e lavora in via Piave in tempi relativamente contenuti. Idem per la soluzione dei problemi annosi denunciati al Parco Albanese. Io voglio chiedere scusa ai cittadini perché comunque non voglio cercare scuse né capi espiatori né nessun genere, dico continuiamo a crederci tutti, non è che abbiamo abbandonato, ci siamo dimenticati o ci siamo arresi, non ci arrenderemo mai. Sulla questione sicurezza, di fianco al questore di Venezia, Brugnaro ribadisce la sua proposta di legalità e l'auspicio che possa essere condivisa dal nuovo governo, di qualunque colore esso sarà. Che parliamo di un giorno di cella di rigore, un giorno, 2 giorni, i poteri penali al giudice di pace, questo darebbe un po' di sollievo e poi penso che bisognerà iniziare un percorso in Italia di costruzione di carceri, grandi carceri, a fianco di questo che sarà il bastone, la carota dei posti di lavoro, cioè la carota del grande rilancio occupazionale e lavorativo a partire nel nostro caso da Porto Marghera. È un disegno che per forza dobbiamo proporre al governo, al di là delle idee, delle ipotesi e così via, dobbiamo lavorare insieme per risolvere i problemi dei cittadini. Io ci sono sempre. Aspettiamo adesso che si formi il governo, vediamo chi sarà il ministro dell'interno e speriamo appena possibile di avere queste interlocuzioni. Adesso una brevissima pausa pubblicitaria. Rieccoci in studio con il telegiornale del Veneto e la cronaca ci porta a Piove di Sacco nel Padovano, un'altra terribile storia di stalking. La sua storia con una quarantenne era finita da più di un anno, ma non si era mai rassegnato. Un artigiano di 46 anni della zona del Piovese da allora ha iniziato a perseguitarla con atti di gelosia, nei quali in particolare le vietava di frequentare altri uomini. La chiamava al telefono a tutte le ore del giorno e della sera, spesso minacciandola. Lei era presa da ansia e paura tanto da cambiare le sue abitudini di vita. Si faceva perfino accompagnare da amiche e parenti nei suoi spostamenti quotidiani. 3 giorni fa l'epilogo con l'arresto dell'artigiano per atti persecutori e violazione di domicilio aggravata. Al 112 è giunta una telefonata della donna che in lacrime chiedeva aiuto, barricata in camera da letto, mentre dall'altra parte della porta l'ex fidanzato, entrato in casa dopo aver divelto una finestra, continuava a bussare e a urlare nel tentativo di farsi aprire. Provvidenziale l'intervento dell'Arma che ha arrestato il 46enne, messo a disposizione dell'autorità giudiziaria al momento e ai domiciliari. Allora parliamo del Vicenza Calcio, la curva sud aspetta Renzo Rosso e intanto Serra Granghi attorno alla squadra è in corteo. Oggi ha raggiunto
lo stadio Menti per la gara di play-out. Si leva da Contrà Santa Caterina, dove tutto partì, la voce dei tifosi biancorossi, il canto del cigno in attesa di sapere le sorti, il destino calcistico e societario dello storico club. La curva sud, quelle dei duri e puri, si è compattata, in aria sventolano le bandiere dei vari gruppi arrivate anche da fuori, ma sostenitori dell'ANE, rispolverate le storiche bandiere, giovani e meno giovani, giovanissimi e famiglie, per quella che sarà, comunque vada, una giornata da non dimenticare. Non mancano le chiacchiere a bassa voce, nei capannelli dei tifosi si mormora, la bomba del possibile acquisto da parte di Renzo Rosso non lascia indifferenti. Tanti preferiscono non parlare anche per scaramanzia, ma poi c'è chi si lascia andare. Noi altri siamo favorevoli, perché è uno che rischi al manco se sblocchiamo fuori. Ma io spero tanto che Rosso prenda Vicenza, perché lo vedo un imprenditore serio della zona e secondo me fa le fortune sue e anche del Vicenza. Spero tanto che venga da noi. Saremmo felici se veramente la notizia è vera, nel senso che ormai finché non vediamo qualcosa di sicuro non ci possiamo esporre. Certo dispiacerebbe per i tifosi del Bassano, sarebbe meglio se vendesse il Bassano e comprasse il Vicenza, questo sì. E sicuramente potremmo dormire sonni un po' più tranquilli degli ultimi 15 anni. Mormora la curva, ma anche nelle piazze del centro, tra lo struscio del sabato aleggia la questione Renzo Rosso. C'è molta euforia in città e se così fosse io credo che nel giro di un paio d'anni riuscirà a portarla dove merita. Speriamo che il presidente Renzo faccia il suo, e il suo sarebbe a dire prendere il Vicenza, perché è da tanti anni che circola questa voce qui. Speriamo che sia l'anno buono. Dal salotto Buono Cittadino a Contrà Santa Caterina i cori aumentano, si serrano i ranghi e il corteo si prepara a partire alla volta dello stadio Menti per i play-out. Un corteo che evidentemente ha portato fortuna al Vicenza, che ha battuto il Sant'Arcangelo nel primo round dei play-out con un gran gol di Giaco, e dunque un primo passo per la salvezza del Vicenza si è avuto oggi, grazie anche al sostegno dei tifosi biancorossi in questa tribolata stagione. Non sarà invece tribolata la piazza di San Marco a Venezia, quando tra il 3 e il 4 luglio arriverà Zucchero, come è stato annunciato ieri dal sindaco Luigi Brugnaro. Sarà in concerto con il suo The Best Live, l'annuncio, dicevamo, del primo cittadino, che dopo aver consentito lo svolgimento di un festival musicale nel Parco di San Giuliano a Mestre, previsto per la fine di luglio, ha messo a disposizione l'area marciana per uno degli artisti più conosciuti al mondo per 2 serate importanti. Venezia, città fatta apposta per l'armonia, per la grazia e per l'arte, ha detto Zucchero, descrivendo una città che ha sempre avuto nel cuore. Peraltro l'artista ha aderito alla campagna Enjoy Respect Venezia, promossa dal Comune per la promozione dei comportamenti virtuosi per tutti gli ospiti e i visitatori. Siamo davvero in chiusura. Prima di lasciare le previsioni del tempo, però, vi ricordo che stasera alle 21:15 parleremo ancora della Dunata Nazionale degli Alpini. Domenica scorsa c'è stata il giorno clou della sfilata delle penne nere, e allora questa sera va in onda la terza parte di quella sfilata triveneta che vi stiamo proponendo in questi giorni, e dunque una nuova occasione per rivivere quelle emozioni stasera dalle 21:15. E adesso vi lascio le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Prevale il bel tempo sul Triveneto, tuttavia non si esclude la possibilità di qualche fenomeno. Vediamo dove nel dettaglio. Sul Veneto sarà una splendida giornata di sole ovunque, con il cielo che si presenterà sereno o al massimo con qualche velatura. Durante le ore pomeridiane sarà possibile qualche isolato acquazzone sul Bellunese. Temperature minime tra 12 e 16 gradi, valori massimi compresi invece tra 22 e 27 gradi. Non cambia di molto la previsione sul Friuli Venezia Giulia, anche qui infatti sarà ampiamente soleggiato su tutti i settori nella prima parte della giornata. Nel pomeriggio invece qualche temporale potrà verificarsi sui rilievi in genere.
Temperature minime tra 14 e 15 gradi, valori massimi oscillanti tra 25 e 27 gradi circa. Non sarà così sul Trentino Alto Adige. Il cielo infatti si presenterà irregolarmente nuvoloso un po' su tutti i settori e si prevedono anche occasionali piovaschi sparsi possibili un po' su tutto il territorio regionale. Migliorerà entro la nottata. Temperature minime tra 12 e 13 gradi, valori massimi compresi tra 22 e 23 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci.